Maria d'Oro, Maria di Catrame era una fiaba. La fiaba che si impresse col fuoco nella mente bambina di Simone Weil e quasi ne ispirò l'esistenza, l'austera resistenza. L'austera esistenza. Simone Weil è stata una filosofa e scrittrice francese ed ha incarnato il principio stesso dell'integrità, della rettitudine. Pur essendo una donna fragile, di salute cagionevole, si consumò in ossequio al suo principio, con una tenacia e una dedizione ammirevoli, e si prese tutta la vita che poteva prendere. Morì giovanissima, a soli 34 anni, nel 1943, lasciando opere lucide e ardenti. Abbiamo trasformato la fiaba, l'abbiamo rivissuta, mutandola in una canzone sull'umiltà, sull'onestà e la modestia, che abbiamo intitolato Maria di Catrame, perché abbiamo trovato commovente specialmente la figura di quest'ultima fra gli ultimi che diventa prima. E ancor più commovente la figura di Simone, la bambina e la donna indomita. Questa è solo una favola che ha il sapore del pane quando si serve in tavola, soprattutto la fame. Questa è ancora una favola che nessuno più ascolta, come accade a una favola che nessuno racconta. C'era al mondo una figlia, ma la madre è matrigna, figlia mia non le dice, e Maria un'infelice, non la chiama per nome, come chi ti vuol bene, come chi vive insieme, ma comanda e dispone, e le impone di andare a una casa nel bosco, in un luogo nascosto, dove non si può stare, a una casa nel bosco molto oltre le mura, in un luogo nascosto che le mette paura, ma comanda e dispone, e Maria si incammina come in questa canzone. Ogni passo è una rima come in questa canzone che le fa compagnia con la morte nel cuore. Si incammina Maria. Quando giunge alla casa quasi non se ne accorge, ma si avvede sorpresa che la casa ha due porte nel muro, dalle quali passare, una che è tutta d'oro, l'altra fango e catrame. E si alza una voce che la invita ad entrare, ma Maria invece tace e non sa cosa fare, sta pensando al suo stato, alla madre matrigna, ma non le rassomiglia e non sa cosa fare. Pensa come la vita, alla semplice vita, fino ad ora vissuta, e non sa cosa fare. Pensa a quello che è giusto, non a quel che conviene. Pensa a quello che è giusto, e il catrame andrà bene. E così finalmente si risolve ad entrare da una porta da niente, dalla porta in catrame. E così stranamente ogni entrata e un'uscita si ritrova in un niente, tutta d'oro vestita. Grande la meraviglia, quasi che non ci crede, se non fosse che vede proprio quello che vede, forse sogna da sveglia.
di sentirsi felice. Forse invece si sbaglia, ma Maria non lo dice. Forse invece si sbaglia, ma Maria non lo dice. Questa è solo una favola che ha il sapore del pane quando si serve in tavola, soprattutto la fame. Questa è ancora una favola che nessuno più ascolta, come accade a una favola che nessuno racconta. Grazie, grazie davvero a tutti.